Prontissimi per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi parleremo di moda e fashion style con la stilista Irene Contini. Poi avremo due contributi molto interessanti a cura di Sardegna Dies. Uno è la consegna del premio a Beppe Dettori, il premio Maria Carta, e l'altro un bellissimo evento che si è svolto qualche giorno fa qui a Sassari, feste sospese, lucigrafie, veramente incredibile. Siamo prontissimi, partiamo tra un minuto. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. E benvenuta Irene Contini, giusto? Sì, in Sardegna buonasera. Contini, però fuori dalla Sardegna ovviamente Contini, ok. Io ti chiamerò Irene, va bene se ti chiami Irene? Benissimo. Senti, sono a posto così a livello, un parere da un moda style, vado bene, possiamo iniziare? Benissimo. Ok, possiamo iniziare anche con questa anguria, hai visto? Sì. Un bel ritratto, Bello, il nostro Adriano. Bravo, i complimenti. Il nostro Adriano, qua c'è moda, arte, c'è tutto, eccola qua. Senti Irene, allora tu hai una gran bella storia, perché è ovvio che noi ci siamo un po' sentiti prima della puntata di oggi. Parti, hai fatto tanti lavori prima, poi a 40 anni parti, la svolta e diventi stilista, si può dire così, o prendi questa via? Beh sì, diciamo che io mi definisco più una creatrice. Creatrice, una Sì. creativa come si dice Cioè oggi. questo era presente da bambina, Sì, diciamo. ce l'avevi nel DNA, nel sì, sangue? Sì. Che facevi da bambina? Da bambina sognavo, ero una sognatrice, sì. Nei banchi di scuola io sognavo. E poi però mettevi già in pratica qualcosa di questi sogni a livello di Sì, opere. all'età di 10-11 anni iniziai il primo corso di taglio e cucito, cioè andavo dalle sarte del paese, Sì. quelle più, diciamo, più conosciute, e così imparai proprio il cucito. Quindi le basi. Le basi, esatto. Infatti a 13 anni feci proprio il primo corso di taglio e cucito e lo portai sino all'età di 19 anni. Poi a 20 anni feci altri lavori che non erano inerenti al lavoro che ora svolgo. Hai lasciato un attimino stare questa tua passione Sì, in quegli anni lì. Sì, gli anni 90 erano degli anni un po' particolari, c'era il benessere, quindi non si parlava di sartorie o le persone, non c'era la richiesta di un abito su misura, a parte che ne so, le signore anziane che andavano dalla propria sarta, e quindi e io non vedevo sbocco, non vedevo un futuro, perché comunque essendoci il benessere la gente spendeva, Certo. andava, acquistava, griff, eccetera. Quindi ho pensato che sarei rimasta una semplice sarta che faceva riparazioni e magari sarei stata anche identificata così. Ok, quindi hai fatto degli altri lavori per Sì. poi invece a 40 anni la scintilla. Sì, ma ho sempre curato questo lavoro. Sempre un po' curato, sì. Mentre ero una commessa di un supermercato, ma io a casa avevo sempre la macchina da cucire, cucivo per gli altri così, ma sempre in maniera, sempre regalando Sì, tra amici, certo. le mie idee, e
niente. Poi... Che è successo dopo invece? La svolta. Eh sì, cioè in concomitanza alla nascita di mia figlia, all'età di 40-41 anni, decisi di cambiare, Via. sì. E quindi piano piano Sì. hai iniziato questa carriera che ti ha portato anche, abbiamo visto prima degli eventi che hai partecipato, molto importanti, abbiamo visto le immagini, poi ne parleremo, Sì. a fare questa scalata qua. Tu sei di Sorso, giusto? Sì. Però il laboratorio ce l'hai a Sassari? Sì, Com'è ce l'ho a il laboratorio? Collaboratrici ci sei tu? Come è No, strutturato? per il momento ci sono soltanto io. Ho un atelier e un Sì? appartamento. Atelier, scusa. Sì, Laboratorio ho detto no, com'è? anche laboratorio, ma Ah, atelier Atelier. dove c'è l'esposizione. sì, È il laboratorio dove si lavora. dove si Allora lavora. ho detto giusto. Perfetto. Bene, bene, i termini tecnici Sì. sono importanti. Lì c'è il mio mondo. E quindi il tuo mondo è lì e ci sei tu. Quindi questa moda che abbiamo già visto qualche cosa, tu come la definisci? La tua moda, come si può definire? E dove poi magari prendi spunto delle tue creazioni? Cioè il mio stile racconta la mia esperienza di vita. Sì. E quindi lì ci metto tutto ciò che fa parte di me, sia le emozioni, l'illuminazione, diciamo, di ciò che vado poi a creare, perché Eccoli qua, intanto li vediamo, è molto si molto fissano, particolari. Sì, dimmi Irene pure. cioè, vengono fissati e poi stravolti, quindi cioè, dalla fase iniziale di un Sì. progetto, di un abito, poi va a finire che è tutt'altro. Cioè la trasformazione quindi- che avviene, sì. Ho capito, in fase di trasformazione puoi rifare, Sì, cioè parti sì, con sì. un'idea che alla Sì. fine può essere un altro risultato. Certo, certo, e quindi sei io le chiamo creature. in una perché... sorta di trance Sì. che vai e fai, come i vecchi nuragici Sì, davanti alle tombe dei esatto. giganti. Vedi che c'è il collegamento. Sono Bella delle questa creazioni, cioè non sono solo abiti, lì c'è la mia anima Ah, e beh, perciò certo. io trasmetto questo nelle mie creature. Cosa importante che non abbiamo detto finora, fai anche abiti da sposa su Sì, misura, faccio giusto? abiti C'è una linea- da sposa su misura, perché io lavoro Sì. anche su misura, la cerimonia Mhm. e poi faccio la seconda linea che con il Covid è stato un po' bloccato. Infatti volevo chiederti, è stato un po' un disastro Sì, con gli abiti da sposa questo abbastanza. periodo. E sì. quindi ci sarà una seconda linea che comunque è una linea più leggera, più fresca Sì. per le donne che comunque lavorano, che si possono, non è detto la cerimonia, ecco, non è Ok, un abito ok. che è soltanto importante, ma anche abiti da poter indossare Tutti i giorni. tutti i giorni. Ecco, hai parlato Sì, versatile, ecco. versatile. Hai parlato di donna che lavora. Tu hai Sì, già detto che dinamica. intorno ai 40 anni hai fatto questa sfida, ma le difficoltà che hai trovato quali sono state? Non sono state difficoltà- poche sicuro, No, per no, fare no. quello che Anche hai fatto. perché io inizialmente è una cosa che non ho detto poc'anzi, preparai l'abito per il battesimo di mia figlia, Ah, lo feci sì. io. Lo trovavo incompleto e allora ho pensato ad un accessorio, ho detto perché no? C'è la borsa, cioè l'abito e la borsa, ma non sapevo proprio da dove iniziare, Sì. non sapevo neanche come trovare il materiale per rendere una borsa una vera borsa. Certo. Allora a casa io avevo una borsa frigo di quelle morbide e mi venne in mente di smontarla. All'interno c'era il fondo, Sì. diciamo, rigido e io lo formai a forma di cerchio, cioè Sì. feci un'altra forma, un secchiello venne fuori. Devo dire che ebbe il suo successo in questa cerimonia e allora lì decisi di
buttarmi nelle borse, autodidatta ovviamente, perché nessuno me li ha. La scuola che io comunque frequentai in quegli anni, che è una scuola professionale sia di modellista Sì. che di stilismo, anche se poi alla fine ho preso ciò che a me serviva, cioè le tecniche di perfezionamento, certo. perché tutto il resto comunque negli anni l'ho curato, l'ho coltivato e quindi... Quindi eri partita con le borse da questa storia qua, Sì. giusto? E poi ti sei data ai vestiti, così è partita la... No, ho continuato con le borse sino al 2015. Ah, quindi solo borse fino al 2015? Sì, poi facevo il via. su misura, facevo qualche capottino, qualcosa, a me piaceva molto il capospalla come capo. Sì. Invece nel 2015 mi chiamò Paolo Modolo e mi chiese che c'era un evento importante, l'Expo a Barumini, e io le dissi sì, ma io faccio borse, cioè posso venire a fare una sfilata ma di borse. No, dice lei venga, ma ha qualcosa che ha già preparato? Io avevo un capottino che, devo essere sincera, mi ero ispirata a Grace Kelly negli anni 50. E niente, ho detto io questo capottino, se vuole io glielo porto così vede che cosa realizzo. Andai lì, lui lo guardò, chiamò non so chi, un organizzatore, e disse ma sa qua c'è una stilista di Sorso che, Quindi già, aveva già... che realizza Capi incredibili. abiti, la nobiltà sarda. Addirittura. Però, bella presentazione, Sì. insomma. E quindi da lì cosa hai fatto? E quindi da lì io dovevo preparare 12 abiti perché il tempo era un mese. E dovevi farli tutti in un Dall'evento mese. dovevo fare 12 abiti. Bene, Cioè, bene, era dai. impossibile, ho Vedi. detto no, non è possibile. E da lì il tuo trampolino e via, Esatto. e poi si parte. Sì. Vai, ci fermiamo un attimo, adesso ti faccio vedere Beppe Dettori che ha ricevuto il premio Maria Carta, è un'intervista, Beppe Dettori è un nostro amico, è stato anche lui su questo palco qua, proprio dove eri seduta tu. Quindi Beppe, quando vuoi a parlarci di questi nuovi progetti, noi siamo qui, ci vediamo questa intervista a lui e poi torniamo qua che Benissimo. ci sono un po' di cose che ti devo ancora chiedere, molte cose. Vai Beppe! Un'emozione pazzesca, no veramente, non è retorica ma mi sento molto gratificato, lusingato, inorgoglito, non so quali altri aggettivi aggiungere ma sono tutti superflui perché l'emozione è forte veramente. Spero di non lasciarmi tradire e lasciar trapelare durante l'esibizione tale emozione straripante. E cercherò di essere più attore possibile per mascherare questa forte emozione, anche se a volte è bello lasciarsi andare, no? Però diciamo che questa gratificazione arriva in un momento difficilissimo che stiamo vivendo tutti, siamo mascherati appunto, salve sono Beppe Dettori, ma questo ci dà ancora più forza per andare avanti e per cercare di avere più speranza per sconfiggere questo momento tragico. Come dice appunto la sestina di Ballu, siamo dal deottana sorriente, capito del dialogo che il Kente tenta si ferrugare in boidende. È un messaggio di grande speranza, non ve lo traduco perché così imparate il sardo. Però dentro questa sestina c'è una catarsi di positività e speranza totale e io l'auguro a tutti. Complimenti quindi, complimenti a Beppe, l'abbiamo visto insieme a Raul Moretti, premio Maria Carta. Beppe, siamo qua quando vuoi venire per spiegarci tutti i tuoi nuovi progetti interessantissimi. Senti, abbiamo visto, caro Irene, Beppe per esempio con una mascherina durante l'intervista, visto il periodo, Sì. ma tu hai anche fatto una linea di mascherine fashion style, come si possono definire? Sì, Ma fashion. fashion, ho detto giusto, Sì. fashion style non c'entra niente, fashion, o è fashion o è. Sì. Quindi abbiamo anche delle fotine, eccole qua, che ci ha mandato Cesare, eccole qua, e quindi eccole, insomma, qua
avanti con l'arte. Qua c'è anche lo studio dei materiali, ma anche Sì. lo studio grafico, lo Sì. studio... come- L'accostamento dei materiali. ok, anche quindi quello. riuscire anche a elementi diversi, come dire, che danzano insieme. Che danza ecco. c'è, perché alcuni materiali che adesso non so quali sono, forse hanno già una loro struttura anche a livello di grafica. Ne ho visto uno con dei quadratini, cos'era, una sorta di trapuntina o cose del genere. Altri hai aggiunto Sì. degli oggetti, degli gioielli, Sì. diciamo. Quindi... Sì, degli Swarovski. Ah, anche, Sì. anche impreziosite le hai Sì. fatte? Ah, interessante. Con tessuti ovviamente di alto pregio, visto che non potevo fare abiti importanti, ho utilizzato quelli, Sì. rendendo anche tutto ciò che è il Covid, che Certo. non è una bella cosa, avrei voluto fare abiti e non mascherine. Certo, quello Però sicuro. dovevo rendere un pochino meno sofferente questo momento, Beh, certo, ecco. beh, sì. Senti, ma l'hai già fatte tipo abbinate a qualche vestito Ma o a qualche sì. abito da sposo? Sì, hai Sì. già fatto gli abbinamentini? Sì. Ma di quelle che abbiamo visto prima? No. Ah, di sono ancora in altri in fase progettuale. Sì. Bene. Senti, ma questo Covid come l'hai vissuto tu poi, un po' più personalmente? Ma diciamo che, vista la situazione, io dovevo tenere in piedi il mio atelier, la mia azienda, e mi sono rinchiusa nel Sì. mio atelier, ho dato una mano alla protezione civile, ho aiutato a fare mascherine per loro. Quindi in quel periodo eri una Sì. delle tante che si sono adoperate per fare... Bene. Bisogna Molto dare bene. una mano Beh, certo, anche in questi certo. momenti. Non le avrai fatte fashion? Le No, avrai fatte più... le ho fatte più avanti, dopo che eh. ho terminato quello che... Queste erano più per l'emergenza, Sì, giusto? sì, erano ovvio. delle mascherine in TNT normali per la Magari- protezione civile. E da lì ovviamente ti è partita un po' l'idea poi di fare queste altre che abbiamo Sì, visto, mi è venuta ovviamente. l'idea di realizzare delle mascherine un po' diverse, non le solite mascherine di cotone, ma con tessuti un pochino più preziosi da poter abbinare nel caso. Eccole qua, vediamo, molto belle. Bene. Qua un po' di tutti i colori, indossate dalle modelle, eccole lì. Bene, senti, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo bene. perché io devo parlare degli eventi che hai fatto in Ok. giro per l'Italia, Sardegna e mondo, e qua ce ne sarebbe da parlare, c'ho qua tutti i nomi. Vabbè. Va bene, dai, pubblicità e siamo ancora qua con Irene. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. La mente dell'uomo vola come il falco e l'uomo vede con gli occhi del falco. Il falco dall'alto del cielo porta l'uomo a scoprire i tesori dell'antica isola. E noi vi raccontiamo tutto quello che c'è sotto.
rieccoci qui con Irene. Allora, come ci siamo detti prima, adesso andiamo a vedere, mi fai scoprire un po' tutti gli eventi che hai fatto in giro, ne hai fatti veramente tanti. Sfilate, eventi di moda, da dove partiamo? Dalla GDD Fashion Week che abbiamo visto prima le immagini? Ma sì. Sì. Cosa è successo qua? Perché è andata anche bene lì, o sbaglio? Sì. Innanzitutto dov'è, che cos'è GDD Fashion Allora, Week? io dopo una sfilata che feci nel 2018 alla chiesa di Santa Chiara a Cagliari, Sì. dopo quell'evento così mi venne la curiosità di guardare se c'erano eventi, concorsi fuori dalla Sardegna. Ho detto ma mi piacerebbe fare quell'esperienza Sì. con altre Certo. persone, confrontarmi con altri stilisti e così diedi un'occhiata. Mi chiamarono, io accettai questo concorso, non sapendo neanche a cosa Sì. andavo incontro, e mi presentai alla preview, la terza preview. Eravamo 7 stilisti da tutta Italia e io vedevo dei ragazzi che uscivano dall'accademia di moda e io dicevo questi spaccano, cioè, ma i miei non li prenderanno mai in considerazione. Cioè, vedevo tanta creatività in maniera molto forte. Ma l'emozione più grande fu quando annunciarono la vincitrice e sentì il mio nome. Perché lì hai vinto, è vero. Un'emozione. Bene, questo quando è che è stato? Questo è stato nel 2019 alla... scorso, sì, e ad qua abbiamo le aprile. immagini, sono queste qua, Sì. queste sono le tue Questi, creazioni. sì, questi giusto? fanno parte del concorso. Io il concorso, alla preview sì. passai direttamente al concorso, alla Ok. finale che ci fu in Calabria. Questa è proprio la finale, giusto? Questa è la Queste immagini finale. qua. Eccole Qui qua. io vinsi il premio stampa per una rivista di moda che è la mia boutique, che uscirà ad aprile del 2021, dove ci saranno delle mie creazioni nuove e tutte le sarte di tutto il mondo possono realizzare. Fantastico, Quindi, bene, benissimo. Senti, e poi qua è un evento che hai stravinto in Italia, ma poi anche fuori dall'Italia, un progetto interessantissimo, quello della Via della Seta, giusto? Sì. Com'è nato questo? Perché si era anche sentito parlare Certo. tempo fa, un progetto Sì, ma molto interessante. io non mi aspettavo un viaggio così lontano e soprattutto la Cina, cioè era un sogno, cioè, irrealizzabile. Perché precisamente che cos'era? Era portare del Made in Italy in Cina? Sì. C'era un progetto del genere? Sì, era proprio una missione. Noi eravamo, come dire, ospiti del consolato cinese, ecco. dove lì era una sorta di fiera, dove arrivavano tutte le più grandi aziende cinesi, che mi sa che sono 500 aziende solo sull'abbigliamento. In questa grande fiera lì ci fu anche la sfilata di tutte gli stilisti italiani e poi quelli cinesi. Okay. Ci fu proprio un confronto. Avremmo vinto sì. a mani basse. Venga, dai. Diciamo che sì, stanno crescendo anche vogliono, lì hanno bisogno della creatività nostra. dell'italiano. Quello, Perché loro sono potenti in tante altre cose, ma magari hanno un po' più di difficoltà nella creatività, perché non c'è, cioè la creatività è Italia. Se c'è, è se non c'è, non c'è, infatti. Senti un po', e portare lì i vestiti italiani, i prodotti tuoi fuori dai confini nazionali è bello, bella emozione. Emozionante. È un altro mondo, non so descriverlo, sono delle emozioni che senti dentro e Certo. a volte rimani
così estasiata, non ci sono parole. Certo, certo. Però poi anche qua, abbiamo parlato anche di Sardegna perché tutto è nato da qua, per esempio qua a Sassari tu hai fatto anche la Promo Autunno, Sì. che è una fiera, la fiera di Sassari, Sì, la fiera... è stata la prima sfilata a Sassari. E cosa hai fatto? Forse gli abiti da sposa? No, hai fatto avevo le tue... portato gli stessi abiti che ho poi portato perché era la nuova collezione, quindi l'ho presentata in primis alla promocamera e poi li ho portati in Cina. Era una linea alta moda e quindi non era il pret-à-porter, ma volevo come dire, trasferire e far vedere chi era Irene Contini. Certo, giustamente. E poi tanti altri in Sardegna, benissimo, però questi sono stati veramente importanti, internazionali e tutto. Bene, senti, andiamo a vedere dell'altra arte, ci fermiamo un attimo, perché abbiamo un altro servizio a cura di Sardegna Dies, Feste Sospese, Lucigrafie, che è uno spettacolo del team Open Lab Company e del regista Francesco De Melis. Immagini bellissime, ma non ve le racconto neanche perché vi faccio vedere questo contributo. Vai Cesare. Una brevissima riflessione. In questo filmato abbiamo visto Sassari, abbiamo visto Nola, abbiamo visto Palmi, abbiamo visto Viterbo, abbiamo visto gli attori di queste feste meravigliose, abbiamo visto le gambe, le braccia, le spalle degli attori che portano queste macchine, ma abbiamo visto soprattutto il cuore di queste città, abbiamo visto il cuore della nostra città, quel cuore che ogni 14 di agosto noi portiamo dentro e lo offriamo alla Vergine Assunta, ed è quel cuore che ci ha fatto arrivare nella storia, che ci mantiene nella storia e che ancora ci porterà nella storia, a cent'anni, a cent'anni, a cent'anni, a cent'anni, a cent'anni. Grazie davvero a tutti, ci rivediamo ad agosto. Bello veramente questo spettacolo, lo ricordo, Feste Sospese, Lucigrafie, spettacolo del team Open Lab Company e del regista Francesco De Melis. Molto bello, hai visto Irene? Che bello. Senti, siamo quasi in chiusura, però te lo devo chiedere, cosa bolle in pentola? C'è qualcosa che stai progettando, che stai facendo, visto anche l'emergenza Covid che forse stiamo un pochino uscendo? Nuove idee? Speriamo. Sì, nuove idee, nuovi progetti che non svelerò. No, beh, certo che non svelerai, è ovvio. Sì. Però ovviamente il tuo lavoro ti porta a questo. Ho abbastanza energia da poter ancora dedicare al mio lavoro. E per quanto riguarda i sogni invece, un conto i progetti concreti, ma i tuoi sogni, 1, 2, più sogni per questo futuro, dove vorresti arrivare? No, questo io non saprei. I sogni è come una famosa frase di Walt Disney dove dice i sogni possono diventare realtà e questo soltanto se si inseguono, e quindi io sono tosta per carattere, sono un po' come posso dire, determinata e continuerò a seguire
quello che è il mio sogno, continuare a crescere soprattutto, non perdere mai l'umiltà e la generosità, E via, perché poi. soltanto donando Certo. all'umanità si ha indietro, cioè si può essere solo grati all'universo, ecco, per Certo. tutto questo. E Quindi poi lo via, dobbiamo dai. mettere altre sfilate a in tutto il disposizione. mondo, Ma via, speriamo, o no? sì. Senti, Sì. dove i nostri amici possono contattarti? Tu cos'hai, una pagina Facebook, un sito? Sì, ho una pagina Facebook, Instagram, e poi tra un po' ci sarà anche il sito dove Ok, sarà quello perfetto. online Quindi, per ora e-commerce. Facebook è Irene Contini Made in Italy, se non sbaglio la pagina. Sì. forse. E il sì. tuo logo hai messo proprio l'accento per far risaltare questo cognome, accento Sì, giusto ho sardo? dovuto un po' modificare il mio logo, Eh? mettendo, che sarebbe poi il mio brand, Sì. mettendo l'accento sulla I, perché tutte le volte quando vado fuori dalla Sardegna, devo combattere il fatto certo. che io dico sono Irene Contini e loro invece mi presentano come Irene Contini. Allora sì. ho detto basta, io non posso tutte le volte. Via. Allora il mio Sul nome. logo l'accento, ragazzi. Esatto. Benissimo. Solo lì. Bene, grazie veramente Irene per essere stata qui con noi, grazie mille e grazie in a bocca al voi. lupo per i progetti futuri. Grazie. Ok? Noi amici ci salutiamo qui per questo giovedì, vi ricordo per rivedere la puntata potete andare sul nostro sito www.sardinianlife.it, per le comunicazioni la nostra mail è info@sardinianlife.it, pagina Facebook quella di Sardinian Life, basta digitare Sardinian Life. Ringrazio Cesare Donati alla regia e Chico Pio le telecamere, noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. La mente dell'uomo vola come il falco. E l'uomo vede con gli occhi del falco. Il falco dall'alto del cielo porta l'uomo a scoprire i tesori dell'antica isola. E noi vi raccontiamo tutto quello che c'è sotto.